Nicoletta, sono a Trieste e sto tenendo un corso. Dalla hall dell'hotel vorrei trasmetterti la filolina della settimana. Proprio poco fa in aula parlavo di una cosa, del fatto che se tu mi chiedi cosa ti ricordi della tua laurea, la prima immagine che mi arriva è quella di mia mamma che mi dice ottimo, hai fatto un buon lavoro, c'è solo una piccola pecca, sai, ti manca la lode. E io vi assicuro, in quel momento l'avrei rivoltata perché, cavolo, l'ho detto mamma, ho fatto di tutto, è da 5 anni che sono indipendente, che tengo i corsi di apprendimento, mi sono laureata giusta e tu mi dici ti manca la lode, ma ti sembra il caso? Però in realtà mi ha fatto un gran regalo, perché il regalo che mi ha fatto è stato il seguente: da quel momento, da quell'evento ho deciso che non avrei mai più permesso a nessuno di togliermi l'entusiasmo per qualche risultato. Poi lei, anni dopo, sentendomi fare questo racconto ad un corso, mi ha detto l'ho fatto per spronarti, per farti fare sempre di più, sempre meglio. Lo so, sicuramente è così. Però quante volte noi non gioiamo di qualcosa perché gli altri non condividono la nostra gioia? Quante volte accade che le persone, quando teniamo qualcosa di bello, non sempre siano gioiose come ci aspetteremmo che fossero? Chi è l'unica persona che sa davvero quanta energia ci ha messo in quella cosa? Chi è l'unica persona che sa davvero quanto è stata importante per lei o per lui il raggiungimento di quella meta? Se tu pensaci. E per me la cosa più bella è condividere un risultato, condividere con le persone che amo il risultato. Questo non vuol dire che se loro non gioiscono allo stesso modo in cui io mi aspetterei, quel risultato per me avrà meno valenza. Lascia da parte le aspettative, impara a darti quella pacca sulla spalla che ti permette di capire che facendo un passo oltre i risultati arrivano. E con questo augurio alla prossima. Ciao!